Cronaca di una giornata nervosa iniziata però di notte, quando nella ex base missilistica dell'aeronautica a Conetta sono arrivati circa 50 profughi. Di buon mattino, in attesa di poter entrare nella caserma, il sindaco Alberto Panfilio ha prima telefonato alla direzione sanitaria dell'ULSS chiedendo un'ispezione, poi è sceso in piazza a incontrare i concittadini. Al momento siamo estremamente collaborativi, ma siamo pronti a fare qualsiasi cosa per garantire di essere rispettati. Mentre il suo vice sindaco ha continuato a presidiare l'ingresso della ex base polveriera controllata H24 da polizia e carabinieri, passano le ore ed emergono le difficoltà di dialogo tra comune e prefettura. Io non ho avuto la possibilità, non mi è stato concesso e anche penso logicamente di entrare alla base. I profughi passano il tempo giocando a calcio e facendo le pulizie, mentre nella base si lavora per ripristinare i servizi come l'illuminazione esterna. Arriva la consigliera regionale 5 Stelle Patrizia Bartelle, Rodigina, poi i sindaci padovani di Agna, Bagnoli di Sopra e Candiana. Nessun sindaco veneziano si fa vedere a parte ieri quello di Eraclea. Nonostante fuori dalla base ci sia quasi tutta la giunta comunale di Cona, tre sindaci e una consigliera regionale, la prefettura ancora non risponde alla richiesta del sindaco Panfilio di poter entrare per controllare le condizioni igieniche nella base. Le telefonate con la prefettura continuano ma non servono. Per entrare il sindaco deve fare una richiesta scritta. Già mandata alle 8, fa notare Panfilio, che finalmente alle 13:15 viene autorizzato con il vice Fontolan e la consigliera regionale Bartelle, i quali escono dopo circa un quarto d'ora, tutto sommato soddisfatti di ciò che hanno visto. L'unica cosa che non ha funzionato è il fatto che ho dovuto aspettare 6 ore e 30 per entrare. Per il resto ho notato una situazione assolutamente tranquilla, delle persone, dei giovani che in primo impatto sono ragazzi per bene, stavano mangiando in mensa, tranquilli, c'è un mediatore culturale. L'età media si aggira intorno ai 22 anni, vorrei dire, per sfatare certe paure, sono tutte persone che stanno tranquillamente sedute a tavola, conoscono l'utilizzo del coltello, della forchetta e del tovagliolo, perciò iniziamo a non aver paura di queste persone.